Quindi è proprio una questione di assoluta non curanza, non attenzione a quello che è il contesto territoriale in cui proporre l'operazione. Questo denota un approccio assolutamente inaccettabile, perché ammesso e non concesso, ripeto, che siano macchine che non inquinano, che non emettono nessuna combustione dannosa, che siano tutte a posto, la prima cosa da fare per proporre un tipo di attività di questo tipo è parlarne con la gente. Ne parlavo poc'anzi, nell'aprire un parco, io ho proposto di fare un parco partecipato. Voi capite che aprire la gente per un parco è una cosa che vogliamo banale rispetto a questa proposta. Ebbene, lì lo sto facendo, di qua che si tratta di impattare una bestia del genere, non lo si fa e si pretende che ci sia consenso. Cioè questa possibilità ipotetica di un consenso anche di un'azione di questo tipo viene assolutamente, giustamente a cadere nel momento in cui ci si infischia, passatemi il termine, del sentire della gente. Questo è il peccato capitale che questa proposta ha messo sul tavolo. E ancora più capitale è il disinteresse della Regione, che non ha tenuto conto di queste valutazioni, che continua a non aprire bocca su una situazione di questo tipo, che continua a prendere in carico i progetti e non dire aspetta che metto a punto questo maledetto, benedetto piano sui rifiuti. La Regione è assolutamente assente e inadempiente. Da molti anni continua ad essere, purtroppo. Continua ad esserlo perché questo è un tema che va affrontato in sede regionale. La provincia non ne ha competenza sui rifiuti speciali, lo sapete benissimo, ha una competenza sui rifiuti urbani e lì siamo in ottima posizione, nonostante uno stallo che sta arrivando adesso per il fatto che l'ATO che dovrebbe gestire il porto della questione è in attesa di un pronunciamento della regione. Qui dovrebbe dire se c'è ancora l'ATO, se non ci sarà più. Se ci fosse l'ATO le competenze sarebbero forti dell'ente territoriale ottimale. Se non ci dovesse più essere, le competenze arriverebbero alla provincia e ancora meglio andrebbe di per sé. No, sugli speciali la provincia purtroppo non può dire nulla, però chiaramente può fare azione di tutoraggio, di monitoraggio e di supporto a quei comuni che giustamente hanno qualcosa da dire in tal senso. Quindi per trarre delle conclusioni, scarsa considerazione della gente, primo peccato capitale, scarsa considerazione dell'ambiente, della verifica tecnica della possibilità di farlo, della verifica dei trasporti, dimenticavo. Beh, facciamo un po' di conti allora. 250.000 tonnellate, quanto ne porta un autotreno? Grosso modo 50 tonnellate. Quanti sono gli autotreni che servono? Se la prendo per il consiglio. Sono circa 1000. Moltiplicato per 2 viaggi andata e ritorno sono circa 23 autotreni in entrata e uscita ogni giorno. Quanto CO2 emettono questi benedetti autotreni? Ammesso che quello non emetta neanche un grammo di CO2, beh allora dall'altra parte siamo puliti come emettere il profumo di pezzo di roba, dall'altra parte portiamo a casa 5.000 autotreni all'anno che vanno avanti e indietro per strade che non ci sono e bisogna fare, attraverso percorsi di strade di campagna che sono avvocate a una tipologia ambientale diversa, per fare che cosa? Per mettere in rete un po' di energia elettrica che viene pagata con le quote verdi che vanno al proponente e che non viene distribuito assolutamente nulla a Steli, perché non si può neanche assolutamente fare un paragone tra benefici e salute, non si discute la salute primaria, appunto, ma avessero proposto delle mitigazioni di tipo ambientale, dei benefici in qualche modo, una qualsiasi tipo di attività che vada a, non dico compensare, perché ripeto non si può parlare di compensazione, ma quantomeno di mitigazione di questa faccenda, non ce ne traccia da nessuna parte. Allora questa è arroganza pura, è arroganza che va assolutamente combattuta, al di là di quelle che sono le implicazioni di salute, di PM10, di particelle sottili, di tutto quello che sono gli aspetti tecnici in cui chiaramente non posso addentrarmi perché non ne ho le competenze e non voglio prendere le competenze altrui, che fanno evidentemente incavolare, e uso l'eufemismo, la gente, perché non è più tempo in questi mesi, non è più tempo di non concertare certe tipi di azioni. A quale privato non è in mente di dire su quel fiume, su quella valle faccio una diga, sapendo quello che può comportare una diga con i pericoli che sappiamo?
A chi verrebbe in mente di proporre un'altra opera che ha un impatto ambientale forte senza sentire la gente? Bene, nessuno ben pensato. Un'industria da sua ha avuto l'ardire di proporne due, quando non trova assolutamente il territorio nelle quantità e soprattutto non troverà mai consensi su una situazione produttiva. Per cui la provincia sicuramente è al vostro fianco, come è al fianco di Silea, e come già il Consiglio provinciale all'unanimità ancora nella seduta dell'anno scorso ha deliberato e votato, prendendo una forte presa di posizione sull'argomento. Tra l'altro è stata riproposta nel 2009, in marzo, e ne abbiamo detto al Consiglio: guarda caro Consiglio, per chi non si ricorda, il 29 gennaio 2007 abbiamo approvato all'unanimità su 23 presenti il documento che vi leggo. Era il 29 gennaio. Il Consiglio provinciale di Treviso chiede alla Giunta regionale del Veneto che venga prodotto un piano regionale sui rifiuti speciali che contenga una serie di elementi fondamentali, tra cui la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nel territorio veneto. Bene, lo diciamo noi, sono 23.000 tonnellate, è ora di finirla a dire che ce ne sono quantità monstruose, sono dati ARPAC ufficiali, 23.000 tonnellate, un decimo del totale che serve. Chiede l'indicazione di metodologie anche appositamente incentivate e obiettivi per la riduzione della fonte di rifiuti speciali, perché noi dobbiamo riciclare e gli industriali non possono riciclare. La materia di scambio di un'azienda può essere materia prima di un'altra azienda. Abbiamo visto dappertutto che ci sono prodotti anche di design, di artigianato che derivano da questo tipo di lavorazione. Non è detto che prendere bisogna buttare nella stufa economica, tra parentesi. Una volta il genitore era stufa economica, bruciava tutto, ma il problema non c'erano rifiuti speciali di tossicologia, andavano dentro le carte, le bucce di banana, quando non ce n'erano, le bucce di noce e qualcos'altro. Chiede ancora l'individuazione di sinergie tra le province del Veneto al fine di razionalizzare e contenere al massimo il numero di impianti. 0 ragioni. Non ci ha mai convocato una volta e non si è mai espresso una volta. Chiede altresì che non si conceda alcuna autorizzazione in merito fino all'approvazione del piano stesso e di rinviare l'argomento alla commissione consiliare al fine di produrre un documento supportato da dati tecnici e da approvare in Consiglio provinciale e quindi inviare in Regione. Aria fritta. Questo non è tollerabile perché non solo non tiene conto delle esigenze dei cittadini, ma tiene conto anche delle esigenze degli enti locali. Quindi un ente locale che si sente assolutamente snobbato in questa maniera, anche volesse, però solo non può certo andare a dire sì, accettiamo. Per questo è una arroganza che non accettiamo più, che non è più tollerabile e che, se deve essere perseguita, al momento del voto, assieme a quello dei comuni, sarà un sonoro no agli inceneritori di questo sistema. Io sono qui a disposizione eventualmente per ulteriori richieste. Grazie. Grazie.